Al via la seconda corsa dall'Arcoveggio, ritirato anche qui un cavallo Amber Trio, Alcatraz Fi con l'1, 3 ancora MP, 4 Arcana Unando, 5 Allure GSO, 6 Guyan de Litton. Favori per ancora MP numero 3, Roberto Vecchione in sediolo, numero 3 appunto quota di 1,14 per la lieva di Holger Elert. E allo stacco della macchina c'è l'errore proprio di ancora MP e va a condurre in breve Allure GSO nei confronti di Alcatraz Fi. Poi in terza posizione Arcana Unando che precede Guyan de Litton, che avanza subito all'esterno. Intanto sposta Alcatraz Fi per andare su Allure GSO dopo i primi 200, ma Allure GSO intende correre a comando a questo punto dopo l'errore della favorita ancora MP. E così dopo 400 metri di gara completati in 30,8, Allure GSO continua a comandare la gara nei confronti di Alcatraz Fi, all'esterno insiste nella sua progressione. Guyan de Litton che raggiunge ora i fianchi di Alcatraz Fi in seconda posizione. Intanto si è ricongiunta in coda ancora MP, naturalmente con spesa, anche se i primi 600 se ne sono andati in 47,2. Davanti alle tribune in vantaggio Allure GSO che completa i primi 800 metri di gara in 1-2-2, 15 il passaggio per i primi 800 metri di gara. In seconda posizione Alcatraz Fi, all'esterno Guyan de Litton che insiste nella sua progressione e raggiunge ora il sediolo di Allure GSO, 1,18, scusate il passaggio al chilometro. Intanto c'è il tentativo generoso in terza ruota di ancora MP quando siamo al paletto dei 400 metri finali, aveva lasciato non meno di 40-50 metri in partenza, ora in terza ruota, si lancia in terza corsia Roberto Vecchione con ancora MP e si trascina Arcana Unando, cala invece Guyan de Litton, entra ancora in vantaggio Allure GSO ma è preda di ancora MP che fa un corsone, cerca di riprendersi ancora Allure GSO, a centropista anche Arcana Unando, sul palo Allure è battuta da ancora MP che mantiene ancora una incollatura di vantaggio, almeno andiamo a rivederla, ma questa è l'impressione. Vedete qui cerca di rientrare Allure GSO, a ancora MP che ha fatto veramente una corsa straordinaria e sul traguardo ancora MP mantiene quella scarsa incollatura, anzi direi una testa abbondante di vantaggio nei confronti di Allure GSO, mentre al terzo posto finisce Arcana Unando. Vittoria quindi tutta meritata per ancora MP, favorita con Roberto Vecchione in sediolo, il training di Holger Elert, la quota di 1,18.